Il Marsala 1912 vince con un punteggio tennistico contro la super giovane Castelbuono e riscatta immediatamente l'immeritata sconfitta nella scorsa settimana contro il San Giorgio Piana. Uno straordinario gol di Gino Giardina, la doppietta dell'attaccante argentino Marcos Lettieri, l'Eurogol di Marco Pedalino e le reti di Agolli e Mangiaracina nel finale hanno fatto gioire e divertire i sostenitori azzurri presenti al Nino Lombardangotta. Un meritato successo per 6-0 che poteva forse assumere proporzioni ancora più ampie, macchiato dall'infortunio di Ettore Mazzeo uscito nel corso del primo tempo per un probabile stiramento. Ma andiamo con ordine. Pronti via, la formazione di mister Vittorietti si rende subito pericolosa, prima con un tiro cross di Prestianni che si stampa sulla traversa e poi con la successiva conclusione di Lavardera che si spegne sul fondo. Immediata la replica del Marsala con il vivace Lettieri che controlla bene in aria, si gira e conclude con un velenoso rasoterra. Man mano si distende bene e si rifugia in corner. Al quarto minuto Prestianni verticalizza bene per Cutugno che elude l'offside e si presenta tu per tu con Furnari, calciando però debolmente. Al nono minuto Mazzeo cerca gloria in aria avversaria e impatta bene di testa mandando alto di poco sulla traversa. Al 13° bella azione del Castelbuono che va a segno con Prestianni ma gioco fermo per posizione irregolare di Lavardera che conclude ugualmente trovando la deviazione del compagno. Al 16° Agolli, ben servito da Giardina, converge verso il centro e lascia la conclusione a Lettieri che tira debolmente tra le braccia del portiere. 2 minuti dopo, perfetto traversone di Pedalino sul quale si avventa Mangiaracina di testa, attento il portiere avversario a non farsi sorprendere. Al 18° la rete che schioda lo 0-0, cross di Mazzeo per Giardina che controlla il limite dell'aria e lascia partire un tiro giro che non dà scampo a man mano. Proteste degli ospiti per un presunto fallo di mani di Giardina, per il signor Paolo Arculeo è tutto regolare. Rotto l'equilibrio, il Marsala cerca di aumentare i giri del motore, ottima discesa sull'out di destra di Capitan Genesio, cross per Lettieri che cerca una difficile conclusione a volo che termina fuori di poco. Al 36° Mazzeo lascia il campo a De Luca a causa di un probabile stiramento, costringendo mister Brucureri a rivedere le posizioni in campo. 2 minuti dopo il raddoppio, Lettieri approfitta di una palla vagante dopo un contrasto tra De Luca e Salvadori e si invola a palla al piede verso la porta di man mano, trafiggendolo inesorabilmente. Sulle ali dell'entusiasmo il Marsala pigia sull'acceleratore e trova anche il 3-0 sempre con Lettieri, bravo e lesto e deviare in rete una conclusione di Trifilò dal limite dell'aria, forse deviata con un braccio da un difensore avversario. Prima del duplice fischio da notare un colpo di testa di Gomez terminato fuori sul quale non riesce a trovare la deviazione vincente Cutugno e un'ottima occasione per Martorana che calcia la buona posizione trovando l'opposizione di Ronde che devia in corner. Nella ripresa la trama del match non cambia. Al 52° Lettieri cerca il tris personale e su una palla vagante in aria calcia di prima intenzione trovando la deviazione in calcio d'angolo di man mano. Poi è la volta di De Luca, ben servito da Giardina, che calcia prima sul portiere in uscita e poi sulla ribattuta non inquadra lo specchio della porta. Al 64° l'Eurogol di Marco Pedalino, che riceve palla al limite dell'aria e da fermo calcia a giro mirando l'incrocio dei pali. La sfera si insacca al 7 nonostante il vano tentativo di man mano che si è allungato con la mano di richiamo. Al 68° ci prova nuovamente De Luca alla ricerca del suo primo gol in maglia azzurra con un colpo di testa che termina fuori di poco. Un minuto dopo Agolli stacca di testa con una perfetta scelta di tempo su un cross di Giardina da corner. Deposita così in rete il 5-0. All'89° Mangiaracina fissa il punteggio sul definitivo 6-0 depositando in rete di precisione dopo una bella serpentina tra i difensori del Castelbuono, prima del triplice fischio da registrare una traversa di De Luca su azione d'angolo che rinvia l'appuntamento con la sua prima rete in maglia azzurra, una vittoria netta, meritata e che dà morale in vista del derby con l'Accademia in programma domenica prossima a Trapani.